Sono ore di preparativi intensi a Venezia per l'arrivo in città del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che domani sbarca di nuovo in laguna. Il programma della visita, che era stato a lungo in dubbio negli ultimi giorni, è stato invece confermato. Il capo dello Stato dovrebbe essere in città già dalla tarda mattinata di domani e verso le 12:30 essere in piazza San Marco, dove, accompagnato dal prefetto di Venezia Michele Di Bari, suo rappresentante nel territorio, sarà accolto in città dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e dalla vicepresidente della regione del Veneto Elisa De Berti. Sarà una visita breve quella del capo dello Stato, ma comunque più lunga, almeno di qualche ora, rispetto alle sue ultime due fugaci apparizioni veneziane, nell'agosto del 2021 al Lido per l'inaugurazione della 78esima Mostra Internazionale d'Arte e Cinematografia di Venezia, poi il 7 maggio dello scorso anno per i 60 anni della Scuola Navale Militare Francesco Morosini di Sant'Elena e per presenziare la cerimonia del giuramento degli allievi in piazza San Marco. Proprio a San Marco domani Mattarella e il suo seguito visiteranno il restauro delle procuratie prima di andare in prefettura a Cacornel per il pranzo. Alle 18 il clou della visita presidenziale, la partecipazione dal Parco Reale all'inaugurazione della stagione lirica 2023-2024 del Gran Teatro La Fenice. Subito dopo la rappresentazione Mattarella ripartirà per Roma. Un grande onore, il Presidente me l'aveva già detto a settembre che voleva venire, abbiamo tenuto riservata la cosa perché sennò appunto avremmo avuto l'assalto delle dichiarazioni. E viene ed è un omaggio alla città ovviamente, un omaggio alla Fenice, al grande lavoro che abbiamo fatto anche credo di ristrutturazione, è un bel momento, insomma è sempre un piacere rivedere il Presidente.